Bella raga, ciao a tutti del comandone veneziano. Allora, stiamo provando la modalità carriera di Project Car. Siamo con le macchine da car. Ok, allora mettiamo session. Facciamo 4 giri, facciamo il 50%. Ok, vediamo come va. Round. Ok. Enter. United Kingdom lands sono declarati terms for Horachello, Glare here hist in un inglese purissimo, inglese puro. Vediamo cosa combiniamo. Allora. Allora, vediamo. Perfetto. Abbiamo anche delle donne per... si gode. Ok, il pit va bene. Drive. E si parte, ragazzi. Siamo con le macchine, con le kart siamo. Vai Kume. Vediamo con il 50% di... Sì, ciao. Vai Kume, devi pompare. Non ho mai usato i kart, cazzo. Merda, sì, ciao. Inizio un po' curioso. Mamma mia. Mamma mia sti kart. Vai che lo superiamo. Dai che lo superiamo. Very good, Kuma, very good. Mamma mia. Proviamo sta modalità carina, non vedo l'ora di uscire sto gioco, porca trota. Siamo una difficoltà media 50 su 100, ragazzi. Ma dobbiamo imparare così, però dopo che abbiamo la carriera vera la sigla spaccare i culi, con difficoltà massima. O comunque almeno l'85-90%. No! Erroraccio veneziano! Mamma mia. Però abbiamo un buon vantaggio, Sai che i go-kart sono difficili da guidare, porca trota. Dai comandon. Final lap. Vai comandon. Ecco. Che culo. Dai che andiamo a vincerla. Dai che andiamo a vincerla. Yes. Winner per veneziano. Ok. Continui. I primi punticini per veneziano e si gode la la. Ok, race 2. 6 laps. Ah, si parte già così. Ok. Andiamo, go. Ragazzi, ma questo non è un gioco, questo è il realismo puro. Cioè, la grafica di questo gioco è mastodontica, masto e anche dontica, ragazzi. Extreme cosa è successo? Nel senso, sicuramente un incidente da qualche parte. Sì. Incidente in quel settore, ma la macchina... Ma la levano il kart oppure cosa succede? Rimane sempre là. Mamma mia che dura! Si è impiantato lì quello, poveretto.
No, ti fa proprio... Cioè, come si dice? Ma devo rallentare? Boh, non capisco, io vado avanti, vaffanculo. Di queste cose devono un po' sistemare perché teoricamente, insomma, devono rimuovere se c'è il kart là così. Oh, là, finalmente. No! Poverino, ciao bello, ciao Beppe, ciao. Allora Beppe. Oh, fammi passare, merda, fammi passare. E andiamo a vincere. Questo Kume, ragazzi, sta dominando il campionato go-kart. Stiamo doppiando il mondo, ragazzi, adesso doppiamo il mondo. Woo! No! Merda, mamma mia quanto ho rischiato. Final lap. Basta un attimo, se sbagli sto gioco, cioè... C'è solo il Kume, solo il Kume. Questo chiaramente non è ancora il gioco finito. Stiamo provando qua un po' la carriera per capire cosa dovremo fare quando uscirà il gioco completo, che mi sembra... Non ho capito quando, marzo, forse più... Non mi ricordo se marzo o novembre, proprio due mesi uguali, grande Kume. Grande Kume. Ok. Continua. Perfetto. Buono. Primi. Fiori. It's number on. Benjamin Gottiger. Ok, il primo round è stato dominato da veneziano. Loving everything about her Marco to the season looks... Oh, grande. Perfetto. Vediamo qua. Great blow job, bene, bravo. Perfetto. Calendar. Seconda tappa. Allora, stavolta proviamo. Facciamo opponent skills 80%. Vediamo all'80 se c'è più bagarre. Dobbiamo capire un po' il tutto, dobbiamo capire. Ok, andiamo. Go! Siamo all'80%, adesso dovrebbe essere più dura teoricamente. Sono più cattivi, Sono più cattivi. Ecco. Adesso non li vedo altro. Ok, allora 80 forse è un po' troppo. Spero già 80, non riesco più a fare niente più. Guarda come cambia da 50 a 80. Pazzesco. Dobbiamo trovare il nostro livello, cazzo. Ok, 80 è ancora troppo duro per il momento. Porca paletta. Mi stanno asfaltando. Questo ho sbagliato.
Adesso riusciamo a fare un sorpasso magari. Madonna, oh, ma hanno superato in 50. Che cazzo, noia, oh. Bene. 0 punti qua, Mamma, che disastrum. Che disastrum. No, cosa è successo? No, non è... Oddio, ho fatto riavvia gara, porca puttana. Ho sbagliato probabilmente, no? Che cazzo ho fatto? In un attimo. Vabbè, rifacciamolo allora a sto punto. Dai. Ho capito che cazzo. Sono 12° perché? Aspetta un attimo. Ricominciamo. Non ho capito questo vaneggio. Ok. Ok, adesso dovremmo esserci un po' vaneggio, non ho capito cosa è successo. Dai, quinto posto, cerchiamo di far meglio. Piccoli vaneggi come ieri. È aggressivo, come aggressivo. Aggressive Cube, aggressive. Guarda. Proviamo a mettere 60%, 60, forse è la cosa giusta, 50 vinco, 60-70 è la mia difficoltà per il momento. Sopra che sto fio della mignotta. La lotta con Benjamin, con quello che è arrivato primo, il secondo l'altra volta. No, con l'80 proprio mi massacrano. In verità io poi sono anche devo imparare più perché... Merda. Almeno finiamo settimi, cazzo. Ok. Buono. Continua. Ho preso 2 punti, bene, direi che è positivo. Ok, Will Rex ha un punto più di me. Ma porca troia. Drive. Ok. Adesso vediamo qua, però il problema ragazzi è che qua perderò parecchi punti perché 80 è veramente troppo dura. Dai come. Buttati. Rischia come, rischiala. Questo tramonto inglese. Tramonto inglese. Oh. Sì, qua chiaramente era avviato perché volevo capire come. Prima ho sbagliato, poi non capivo perché mi dava che ero ultimo, che si superavo le macchine. I kart qua. Questa carriera solo per capire un po' come sarà il gioco e la carriera sembra strutturata veramente molto bene, che si parte dai kart per arrivare ai prototipi di Le Mans. Il discorso è che così almeno possiamo capire che difficoltà avere, cioè per giocare al massimo in maniera competitiva. Dopo quando esce il gioco siamo subito pronti per fare la carriera senza perdere tempo. Questo è il bello di avere le bete, insomma, le bete. Il gioco l'ho preso ancora, non so, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo quando, era tanto che c'era la beta. Il gioco l'ho già comprato, aspetto soltanto la versione finale che me ne devono. Dai. Stiamo già andando meglio in questa seconda.
È 60 o 70 per me adesso il mio livello di difficoltà. No! Dai, come relax, come relax. Guarda sto... Guarda, hai visto ho cercato di chiudermi, non ci credo. Io ti tampono, merda, io ti tampono. Stiamo imparando, però dai che stiamo imparando. Un po', insomma, tagliamo qualche curvetta, ma dai, licenze poetiche. Con il kart si può. Abbiamo il puttanone davanti, Barbara Parrish. Superiamo la Parrish. Proviamoci a superare la Parrish. No, adesso come, porca trota. Ok, terzi, dai, va bene. Terzi, ok. Third place. Un buon terzo posto. Continua. Siamo a 10 punti. Ok, race 1, race 2. Babini. Siamo secondi, cazzo. Siamo secondi. Will Rex domina, ragazzi. Will Rex domina. Andiamo alla terza gara del round. E vediamo un po'. Congratulations. Ok, cosa vuol dire? Allora, proprio l'inglese non è proprio la mia lingua. Ah, Dubai Kart Mastercard. Mi è invitato alla Dubai Kart, ma... grazie, Fieri. Mi voglio bene. Ok. Benissimo. Qua mettiamo... Facciamo 60. Vediamo con 60. Hammer. Andiamo. United Kingdom, Chesterfield. Sembra fatta veramente da Dio, sta modalità. Sembra proprio bella. Ok. Vai. Siamo al 60 di difficoltà, vediamo un po' se è 60 o 70 il mio livello. Perché a 50 ho dominato le due gare. Dai, come relax. Senti, questo gioco, ragazzi, è proprio bello, C'ha una grafica che è una roba, lo dirò, è spaventoso. Relax. 60 forse la mia. Merda! Siamo primi, perché? È un doppiato, però com'è possibile? Scombaneggio secondo me. Questa qua non la capisco. Spero non sarà forse anche bug magari, perché la versione non è ancora quella finale. Engine? Cos'è successo? No, si è rotto il motore! Non ci credo! Ma no! Ma no! Solo a me, cioè che sfiga, oh. Ma porca troia. Ecco. Chi poteva essere l'unico ritirato? Io. Che bello. Qua ragazzi. No, meno male che Wheeler X, però Wheeler X non ha preso punti, che cool. Vabbè, dai che figata. Anche, c'è anche, se i guasti così. Il motore è andato, ciao. Solo a me su 4G si poteva capitare, ma porca troia.
Meno male che non ha preso punti il mio rivale, cazzo. Devo stare attenti al motore a sto punto, devo andare con calma. Non not parole, veramente. Il motore l'è andato pazzesco. Questa cosa ci divertiamo con questo gioco, ragazzi. Ok, che a 60, 70, devo provare 70 nel prossimo video. Anche 60 mi sembra comunque lì. Comendo, comendo. Vai Cooper, vai Cooper, relax. Relax, Cooper, relax. Speriamo di non spaccare il motore. Third giro completato. Merda. Ma ho un errore di traiettoria e sei fuori, eh. Vai come no, spacca fuori tutto. Spacchiamo tutto. Marino il motore però, grazie. Aiuten. Anche a 60 comunque dai, mi sembra di avere un buon vantaggio. Bravo. Go, go. No, non sbagliare adesso! Ok. Ottimo, ottimo. Final lap, ragazzi, final lap. Non riesco a fare un giro pulito, va bene. Occhio. E si va, però ho sofferto, perché alla fine si è ravvicinato. Grande come winner. Winner come. Ok. Ok. Perfetto. Buono, continua. Grande vittoria. Perfetto. Marco Ardetta ha vinto, meticoloso. Ho vinto che premi, cazzo. Grande come. Is the best come in the world. E si va a vincere con 57 punti e 3 vittorie. Yahoo! Ai ai ai. Congratulations. Ok, risultati. Ah, questi sono gli ok. Queste sono le altre categorie, che figata, però.
E l'ultimo cos'è? Kart Championship. A Dubai, questo vabbè, facciamo round 1 di 5. Ammazza. No. Ok, dai, questo lo facciamo nel prossimo video e proviamo al 70% di difficoltà, raga. Un saluto dal comandone veneziano. Ciao, PS che gioco!